Sono arrivati fino in Giappone, animati da una grande passione per il rugby, per sostenere la nazionale azzurra ai campionati del mondo. Tre veneziani, con in testa il vicepresidente vicario dell'associazione Gruppo Bevanda di Malamocco Cristiano Capponi, si sono ritrovati in uno scenario da incubo per il passaggio del tifone di quinto livello Hajj Bis, definito dagli esperti very strong, ovvero di notevole intensità. Siamo a Tokyo, siamo in albergo, bloccati per l'arrivo del tifone Agibis in città. Dovevamo essere oggi a Toyota City per la partita di rugby tra l'Italia e la Nuova Zelanda, che è stata cancellata come quella dell'Inghilterra contro la Francia. Tutte le partite in programma sono state annullate. Arrivano ogni 2 ore degli avvisi di emergenza che ci dicono appunto di non uscire. La situazione adesso sì, piove forte, c'è un po' più di vento, ma questa mattina siamo anche usciti a prendere qualcosa da mangiare perché ovviamente stando tutto il giorno in albergo dovevamo pure avere qualcosa. Strade deserte, locali chiusi, ma per fortuna nessun problema per la pubblica incolumità. La televisione comunque avvisa continuamente lo stato attuale della situazione meteorologica, ma comunque niente di grave. Penso che a Tokyo non succederà niente, è successo qualcosa un po' più a sud, qualche inondazione più violenta, ma in città, diciamo qui a Tokyo, niente di grave. Peccato purtroppo per la partita perché ovviamente eravamo venuti qui, soprattutto per, ovviamente per il rugby.